Buonasera, buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG che apriamo con la cronaca e con una serie di decessi che si sono verificati sulle montagne del Triveneto, a partire da un escursionista di 29 anni di Maniago, siamo in provincia di Pordenone, morto per le gravissime ferite riportate in una caduta avvenuta sotto il Cimon di Palantina nei pressi di Forcella Colombera, attorno ai 2000 metri. Siamo in territorio di Tambre, provincia di Belluno. L'allarme era scattato la notte scorsa da parte dei familiari per il mancato rientro del giovane. Tra mezzanotte e le 4:20 le stazioni del soccorso alpino di Pordenone, Maniago e dell'Alpago hanno cercato l'escursionista, visto che la sua auto era stata ritrovata in Piancavallo e che aveva annunciato di voler seguire un itinerario a cavallo tra le due regioni. A quel punto i soccorritori si sono mossi contemporaneamente dal versante friulano e da quello veneto, finché il corpo senza vita è stato ritrovato in un dirupo. E sempre ieri sera verso le 23 il soccorso alpino di Alleghe è stato allertato per il mancato rientro di un uomo da una passeggiata con il cane. Dalle indicazioni raccolte si tratta di un 69enne di Canale d'Agordo, si era diretto sul percorso che da Masarè sale a Casera Cesamata, camminata che era solito fare più volte all'anno. Le squadre si sono portate sul posto dove è stata rinvenuta la macchina e hanno iniziato a perlustrare i sentieri finché a circa 1500 metri di quota non hanno sentito il cane abbaiare. Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato in un canale a lato del sentiero dove era caduto per un'ottantina di metri. E in questo tragico bollettino rientra anche una terza vittima che è stata ritrovata priva di vita e si tratta di un 76enne tedesco scomparso alcuni giorni fa da Follina. A lanciare l'allarme questa volta era stato il titolare di un bed and breakfast della zona dove l'uomo era in villeggiatura. Le ricerche si erano concentrate nella zona di Cortina d'Ampezzo, dove la tracciatura del cellulare ne indicava la presenza. Un escursionista in passeggiata assieme al figlio ha segnalato di aver visto delle scarpe in un canale tra il rifugio Duca d'Aosta e il sentiero dei Camosci. Sul posto si sono portati a piedi le prime squadre e si è diretto l'elicottero della Guardia di Finanza che stava perlustrando la zona. La conferma poi è arrivata poco dopo, si trattava dell'uomo disperso. Il recupero della salma che si trovava a una ventina di metri sopra il sentiero è stato effettuato dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Probabilmente l'escursionista ha cercato riparo dal maltempo sotto a una roccia, non si sa se a causarne la morte sia stato un malore o il freddo. E anche questa mattina in molti avevano preso parte ai sopralluoghi di ricerca, soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri con unità cinofile e droni. Proprio il potenziamento della rete di urgenza ed emergenza medica con l'operatività dell'elicottero SUEM 118 prende avvio nel Bellunese. Vediamo il servizio di Tiziana Bolognani. Il secondo elicottero stabile, non più operativo in via sperimentale, 5 ambulanze in più ad Alleghe con personale dell'ULS 1, servizio di medicina turistica e di dialisi, una rete di urgenza ed emergenza medica potenziata, quella che da domani al 22 settembre sarà a servizio dei residenti e dei turisti che già affollano la montagna bellunese. Il singolo magari arriva anche prima ma fa poca strada, la rete invece ci aiuta veramente a dare risposte in maniera efficiente, in maniera efficace. Siamo noi che andiamo ad aiutare altri vengono ad aiutare noi quando appunto serve. L'importante è appunto assistere la persona nel miglior modo possibile. Per la terza stagione il raddoppio dell'elicottero, Falco 1 operativo per 12 ore fino al tramonto, Falco 2 dalle 6:18 fino al 22 settembre. Quest'anno siamo partiti con meno affanno e l'elisoccorso stagionale è diventato stabile, ha detto il dottor Paolo Rosi del SUEM Veneto. I risultati sono tali che dimostrano che questo servizio serve e quindi va mantenuto. Auspici anche per il volo notturno, attualmente garantito in provincia in via sperimentale con la ripartizione H12 e H24 rispettivamente da Belluno e Treviso. La Regione del Veneto ha iniziato questo percorso nell'ambito del volo notturno che è in fase sperimentale. Alla fine si prevedono, in base appunto ai dati che si stanno raccogliendo, queste 3 basi, Treviso, Verona e Pieve di Cadore. Naturalmente è un percorso che andrà via via attuato gradualmente. Un investimento di 1.100.000 euro per il potenziamento della rete del
soccorso estivo ben spesi per il commissario Dal Bene, che ha fatto il punto sull'attività del primo semestre del 2024. Chiamate al 118 e missioni presentano già numeri superiori rispetto allo stesso periodo del 2023, così come gli accessi ai pronto soccorso, che segnano un più 4%. Il fatturato per i soccorsi con l'elicottero a Illesi sfiora i 378.000 euro, con una prevalenza di note emesse a turisti stranieri. Ci sono appunto dei soccorsi di persone illese a cui mandiamo il conto e recuperiamo per quanto riguarda gli italiani l'80% del fatturato, per quanto riguarda l'estero il 70%, quindi anche da questo punto di vista diventa importante che tutti si dotino di un'assicurazione. Ai turisti l'invito appello all'unisono, se non si è soci CAI, è quello di sottoscrivere un'assicurazione, e per le tasche degli appassionati della montagna, sempre più a parole che nei fatti, la certezza di non avere addebiti per servizi di soccorso che si sarebbero potuti evitare. Una giornata di apprensione per una famiglia di Borgorico. Una mamma e il suo bambino di 5 anni sono stati sequestrati da un 33enne albanese mentre stavano andando a scuola. I carabinieri sono riusciti a fermare la fuga dell'uomo, che era già arrivato in Trentino, Alto Adige. Per tutti i dettagli di questa storia ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin, che con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende si trova proprio in presenza dei carabinieri per raccontarci quanto accaduto. Sì, buongiorno, noi ci troviamo all'interno del comando provinciale di Padova, perché è da qui che è partita la macchina per raggiungere l'obiettivo, quello di salvare una donna di 26 anni e il suo bambino di 5 anni che ieri mattina verso le 8 sono stati rapiti da un 33enne albanese arrivato da Silea a Borgorico con il preciso intento di fare del male alla donna, donna che è stata sequestrata, legata e condotta nella sua auto e poi rapita e portata in un giro molto lungo per diverse province venete fino ad arrivare a Trento. Grazie al carabiniere che per primo ha risposto alla chiamata del marito della donna, che non vedendo la casa ha dato l'allarme, ha chiamato il 112, il carabiniere si è messo subito in contatto con la donna, ha capito che c'era qualcosa che non andava sentendo la voce della donna al telefono, donna che diceva di essere al lavoro ma in sottofondo c'era la voce del figlio che doveva essere invece all'asilo. Così è scattata la macchina dell'emergenza che ha portato insomma a tracciare prima l'auto, poi il telefonino della donna, un lungo inseguimento molto anche pericoloso, perché adesso ce lo spiegherà il comandante provinciale dei carabinieri di Padova, il colonnello Michele Cucuglieli, perché la donna era in pericolo di vita. Cosa diceva il rapitore nelle ore concitate della fuga? Sì, esattamente, sono stati momenti molto delicati e per noi anche molto drammatici, perché durante la fuga il rapitore diceva alla donna che se avesse visto i carabinieri in uniforme l'avrebbe ammazzata, l'avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. Quindi il dispositivo di pedinamento, di controllo, di investigativo che era stato messo in campo in maniera sinergica e tempestiva doveva tenere in considerazione questo aspetto. C'era necessità di essere celati, di non farsi accorgere che era seguito, e noi l'abbiamo seguito per diversi chilometri, fino a quando in provincia di Trento abbiamo capito che si poteva intervenire, che c'erano le condizioni per agire in sicurezza, quindi con un'azione fulminea condotta da reparti che addirittura non si erano mai visti prima ma che si sono conosciuti sul campo. Siamo riusciti ad aprire subito la portiera della macchina, portare subito fuori l'indagato, arrestarlo immediatamente, e contemporaneamente altri colleghi hanno aperto la portiera lato passeggero e hanno estratto dall'abitacolo la signora e il bambino incolomi, fortunatamente. Bambino che poi ha speso parole di ringraziamento per voi carabinieri. Sì, il bambino durante il tragitto diceva alla mamma: ma mamma, quando arrivano i carabinieri? E poi alla fine i carabinieri sono arrivati. Quando ci ha visto ha detto: ecco, i carabinieri sono i nostri supereroi, sono i miei Spider-Man. E per tutta la notte è voluto rimanere in braccio un carabiniere in uniforme perché si sentiva protetto. Grazie comandante, l'azione appunto è avvenuta a Grigno in provincia di Trento, quando l'uomo si era fermato in una piazzola dove aveva dato appuntamento al marito della donna con l'intento preciso di fare del male a tutti, intento che era stato anche più volte espresso durante la fuga. L'uomo era stato in carcere fino a maggio, era stato poi scarcerato, aveva un divieto di avvicinamento alla 26enne che viveva a Borgorico
insieme al marito e al figlio. Per ulteriori dettagli di questa vicenda ovviamente nei telegiornali serali. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, con la collaborazione di Cristian Rocche Agliende, naturalmente anche al comandante provinciale dei Carabinieri di Padova. Omicidio di Margherita Ceschin, Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto, Juan Maria Guzman, l'intermediario, entrambi difesi dall'avvocato Fabio Crea e Sergio Lorenzo, Fabio Crea e Sergio Lorenzo, uno dei killer difeso dall'avvocato Mauro Serpico, sono stati rinviati a giudizio. I tre sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato. Il fatto era avvenuto a Conegliano nel giugno del 2023. La donna di 72 anni era stata ritrovata senza vita con segni di strangolamento e il torace sfondato. La casa messa a soqquadro per inscenare una rapina finita in tragedia. A Villanova di Campo San Piero scappa al posto di controllo della polizia locale con droga e mazza da baseball in automobile. L'autista è ancora ricercato. Viaggiava a 90 km/h in una strada in pieno centro abitato dove il limite era dei 50. Una pattuglia della polizia locale durante un controllo ha cercato di fermare un'auto in via Caltana a Villanova di Campo San Piero. Il veicolo, una Fiat Bravo con targa italiana, alla vista degli agenti dopo aver inizialmente rallentato è fuggito a forte velocità. L'inseguimento è durato per alcuni chilometri fino a Codivernarolo, dove la Fiat Bravo ha perso il controllo uscendo di strada terminando la corsa in un canale di scolo laterale. Il conducente però, nonostante l'impatto che ha distrutto la parte anteriore del veicolo, è riuscito ad uscire dall'abitacolo, dal lato passeggero e a darsi la fuga nei campi. Gli agenti della polizia locale hanno recuperato la macchina. All'interno sono stati ritrovati diversi involucri contenenti hashish, cocaina, una mazza da baseball in alluminio, 2 telefoni cellulari e del denaro contante. Sono ancora in corso accertamenti per risalire all'identità del fuggitivo. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Marcona, dove si trova per noi Cristian Arboit. Parliamo della morte di Alex Marangon, il 25enne, ritrovato senza vita nel Piave. Le notizie che sono arrivate dall'autopsia del giovane hanno provocato un grosso shock in paese, perché a questo punto si inizia ad escludere l'ipotesi del suicidio per qualche cosa di ancora più grave, vero Cristian? Esattamente, proprio così Filippo. Buongiorno da Marcon con Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. Ieri pomeriggio, quando anche noi cronisti abbiamo appreso l'esito dell'autopsia sul corpo di Alex Marangon, siamo rimasti di stucco, di sasso, perché appunto parliamo di una morte atroce che apre davvero mille scenari. Non si può escludere a questo punto nulla. In procura a Treviso il fascicolo rimane aperto per morte conseguente da altro reato, ma questo capo di imputazione potrebbe cambiare proprio anche alla stregua di questa autopsia e dei rilievi che questa determinerà nelle prossime ore. Ma partiamo proprio dall'esito di questa autopsia, partiamo dal servizio realizzato nel pomeriggio di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, da Daniela Sizia. Una gravissima lesione alla testa che ha portato al parziale sfondamento del cranio e poi numerose ferite al torace. Quando Alex Marangon è caduto in acqua era ancora vivo. Sono i primi risultati dell'esame autoptico svolto dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Il giovane 25enne di Marcon non si è suicidato. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Le ferite alla testa sono compatibili con un corpo contundente, ma soprattutto quelle più gravi non sono derivate dal trascinamento del corpo nel Piave, talmente profonde le ferite che il ragazzo sarebbe morto anche senza l'annegamento, probabilmente arrivato alla fine. Effettuate anche tutti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane, come sembra, fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope. 2 le piste sulle quali gli inquirenti si stanno muovendo, quella di una collisione con un'altra persona oppure che sia caduto da un'altezza tale da provocare gravissime lesioni. Nessuna ipotesi viene scartata, ma il risultato di questa autopsia apre
scenari più inquietanti. Alex Marangon era arrivato a Vidor all'abbazia sabato, dove doveva partecipare a questo evento con riti sciamanici. Qui potrebbero, ma davvero è tutto da accertare, aver bevuto tisane a base di pianta, tra cui l'ayahuasca. Non solo, ma potrebbero aver effettuato anche il rito del Cambò, che prevede l'assorbimento di sostanze derivanti da una rana amazzonica. Si tratterebbe di una cerimonia che dà effetti psicotropi e allucinogeni. Questo spiegherebbe il comportamento del 25enne che alle 3 del mattino è uscito correndo e gridando. Dalle prime testimonianze sarebbe emerso che qualcuno potrebbe averlo inseguito. Poi tutto si avvolge nel mistero. I carabinieri continuano gli accertamenti e le indagini. In procura è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Se venissero dimostrate delle responsabilità, il capo di accusa cambierebbe. Livia, vieni qua. Ecco, questo quindi l'esito dell'autopsia sul corpo di Alex Marangon. Dicevamo, un'autopsia che apre 1000 interrogative e 1000 scenari possibili. Questa mattina con Tommaso Migot siamo stati in via Montegrappa, dove vive la famiglia. Abbiamo parlato con il papà Luca molto brevemente al citofono, che in maniera molto cortese ci ha rimandato all'avvocato della famiglia Stefano Tigani, che sentiremo nei prossimi minuti. Ma è chiaro che a questo punto si chiede di fare luce sulle dinamiche, su quello che è successo nella notte tra sabato e domenica all'abbazia di Santa Bona di Vidor. Tutto il paese, abbiamo sentito tante persone questa mattina, chiede appunto chiarezza. Qui con me c'è una signora che appunto ho bloccato. Signora, insomma, lei è di Marcon. Sì. Marcon è una comunità molto scossa e che chiede chiaramente giustizia e chiarezza. Sì. Beh, quello senz'altro. Speriamo prima o dopo di poterla sapere, insomma, sta cosa che è successo, come si può dire, sì, sa veramente senza parole, perché ne robe che, insomma, anche su una comunità piccola come Marcon, c'è robe che si sa subito, e quindi se si conosce un po' tutti. Non so. Lei tra l'altro non conosceva in maniera diretta il ragazzo lavorava anche fuori Marcon. Chi lo conosceva però, e stamattina abbiamo raccolto diverse testimonianze, Filippo parla di una persona veramente solare, sorridente, quindi tutti quanti restituiscono questo ricordo. Anche lei ha sentito? Beh sì, senz'altro, perché non conoscevo di persona, però ho sempre sentito che è un bravo ragazzo, che insomma, però compagnie purtroppo dopo così insieme non si sa come pese robe. Grazie signora, grazie davvero. Ecco, perché questo è il tema. E io ti lascio, Filippo, con un'intervista che qualche settimana fa è stata realizzata proprio a Alex Marangon in maniera del tutto casuale. Noi spesso facciamo interviste da cronisti sui motivi più disparati. In questo caso è un'intervista che il giovane aveva rilasciato ad Alto Adige TV, un'emittente altoatesina. Perché ad Alto Adige TV? Perché Alex stava lavorando in Alto Adige, per la precisione sul lago di Caldaro, che di fatto è sul confine tra le province di Trento e di Bolzano, ma è già Alto Adige. E in questa brevissima intervista sulle aspettative della stagione turistica, quello che in gergo si chiama Vox, Alex appariva veramente sorridente, solare. Insomma, vi lasciamo proprio con questa intervista e con questa immagine di Alex Marangon. Per il momento da Marcon è tutto. Con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Si sta molto bene, c'è un bel clima, la gente inizia a arrivare a Fiumi e dai, ci si diverte in compagnia. Alex Marangon lavorava in questo bar al lago di Caldaro, disponibile solare, non si tira indietro quando vede il microfono dell'emittente Alto Adige TV, ma sorride e risponde con simpatia. Gli occhi gli brillano, tanti sogni nel cassetto, come tutti i ragazzi di 25 anni. Gli piaceva parlare e stare in compagnia, un giovane pieno di vita, come lo hanno sempre descritto i familiari. Questa intervista è stata fatta all'inizio della stagione turistica, parlando dell'affluenza e delle prospettive per l'estate. Ci avviamo ad essere belli pieni, c'è già gente appunto in pontile a prendere il sole.
La famiglia non riesce a darsi pace, vuole capire perché e come sia potuta accadere una tragedia simile ad un ragazzo che amava la vita e forse voleva provare un'esperienza diversa, forse voleva capire o conoscere meglio se stesso, forse perché quello che è accaduto a quell'evento nell'abbazia di Vidor, intriso di cultura amazzonica e riti sciamanici, nessuno potrà saperlo fino in fondo. Alex è arrivato con qualche conoscente ed ha chiesto subito la strada per poter andare a fare un bagno nel Piave, con quel sorriso che contagiava tutti. Poi la cronaca di quei terribili momenti che ora lasciano spazio solo al dolore. La notizia della tragedia ha raggiunto subito il bar, attoniti i colleghi e gli amici, impietriti di fronte ad un dramma che ha ancora troppi misteri. Continueremo naturalmente a occuparci di questa vicenda. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo dell'ultima ondata di maltempo che ha travolto il territorio bassanese. Arrivano i soldi per i danni che sono stati provocati dal maltempo, ma diciamo che tra quelli che sono i danni che si sono registrati e quanto arriva poi dal governo c'è una certa differenza, e non in positivo. Noi ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato, che si trova con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta in municipio a Mussolente. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, hai detto bene in effetti, perché c'è una forte discrepanza tra quanto è arrivato dal governo, questi 26,1 milioni di euro per coprire una prima parte di danni in tutta la regione del Veneto, e quello che in realtà serve ai vari comuni anche del Vicentino, perché tra l'altro è intervenuto anche in maniera pesante il presidente della provincia di Vicenza Nardin, sottolineando quanto pochi siano questi 26 milioni di euro per coprire i danni che sono stati provocati dal maltempo dei mesi scorsi. Io mi trovo con il vice sindaco di Mussolente, Michele Ferronato. Mussolente è stato uno dei comuni dell'area del Bassanese che sono stati particolarmente colpiti dal maltempo delle scorse settimane, dei mesi scorsi. E anche lei, vice sindaco, conferma infatti che questi soldi, per carità, è vero, qualcosa è arrivato, ma non bastano assolutamente. No, assolutamente. Io spero che questa sia una prima tranche di quello che è stato richiesto dal governatore Zaia, i 127 milioni di euro se non mi sbaglio. Arrivano per dare un primo ristoro per quelle che sono state le prime spese e l'assistenza immediata alla popolazione, pensiamo alle persone che sono dovute uscire di casa e via dicendo, e il ripristino immediato delle infrastrutture realizzate che hanno subito dei danni. Sicuramente non sono sufficienti, come ha già detto Nardin, speriamo sia una prima tranche. Una prima tranche, ma ci sarebbe bisogno di un ulteriore quindi controllo, un ulteriore sopralluogo per cercare di rifare un po' i conti. Sì, assolutamente, questa è stata una prima stima dei lavori necessari che è stata fatta in tempi brevissimi, senza poter avere una vera e propria perizia di stima. Quindi la interrompo, questi 127 milioni di euro che sono stati richiesti dal presidente Zaia sono quelli relativi a un primo sopralluogo, una prima verifica. Esatto, è una prima verifica effettuata nei giorni immediatamente seguenti, e qui sono arrivati poi agli uffici comunali, tutti gli uffici comunali, la richiesta appunto di una prima stima dei lavori necessari per poter rendere fruibili le strutture. Parliamo di strutture pubbliche, attenzione. Per quanto riguarda i privati e le imprese, la ricognizione sarà fatta in un secondo tempo. Quindi potrebbe essere che verrà avanzata un'ulteriore richiesta. Assolutamente sì, saranno avanzate ulteriori richieste quando si andrà a definire esattamente quelli che saranno gli importi. Qui a Mussolente com'è la situazione? Perché si diceva Marostica è stata particolarmente colpita soprattutto da quella che è la questione frane e smottamenti, che però hanno interessato anche questa zona. Sì, hanno interessato questa zona, non a livelli molto elevati, cioè quindi non abbiamo avuto grandissimi problemi sotto l'aspetto diciamo di infrastrutture e via dicendo,
vedendo anche se qualcosa si sta rivelando in questi giorni e ci stiamo mettendo mano. Qui abbiamo avuto soprattutto il problema legato alle difficoltà dei residenti, quindi dei cittadini e delle imprese che si sono trovati sott'acqua. Resta osservata speciale una via, nello specifico via Francesco Petrarca? In questo momento sì, perché lì abbiamo avuto un paio di smottamenti, su uno dei quali si sta già intervenendo, sul secondo si interverrà prossimamente, però altre sono le situazioni. Ecco, io prometto e spero veramente che queste non si vada a discutere solo sulle cifre che servono per andare a riparare i danni, ma si possa discutere su quelle che sono delle opere strutturali che possono servire per evitare queste situazioni. Prevenzione, insomma. Assolutamente sì, è necessario. Io spero anche attraverso i fondi del PNRR se ci potranno essere delle situazioni per evitare di arrivare al conteggio dei danni. E tra l'altro, un'ultima battuta proprio, lei proprio nelle ultime ore ha avuto modo di confrontarsi anche con i suoi colleghi, con i vari sindaci, con i vari amministratori dei comuni limitrofi. Sì, in effetti per esigenze lavorative ieri mi stavo confrontando col vice sindaco di Marostica, il quale mi raccontava che loro solo per questa prima battuta hanno tra i 5 e i 6 milioni di euro di danni. Questi 26 milioni di euro andranno a coprire, quindi al massimo pensiamo anche a Malo, Monte di Malo, andranno a coprire solo quei 2 comuni. E gli altri? No, io spero che vengano distribuiti uniformemente, come dicevo, e che sia una prima tranche per risolvere l'esigenza momentanea. Bene, Filippo, da Mussolente abbiamo sentito una situazione che riguarda il comune di Mussolente, in realtà riguarda i comuni di tutto il Veneto. La speranza, come ha dichiarato anche il vice sindaco, è che questa sia solo una prima tranche, ecco, un inizio di risarcimenti da Roma nei confronti di un territorio che è stato particolarmente martoriato. Quindi da Mussolente per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, Alessandro Costacurta e al vice sindaco di Mussolente. Noi continuiamo con la cronaca. Abbiamo parlato dei risultati dell'autopsia sul corpo di Alex Marangon, il giovane di Marcon che era stato trovato senza vita nel Piave. Ora parliamo dell'autopsia di Vincenza Saracino che si dovrebbe svolgere ad ore all'ospedale di Padova. Nel frattempo gli inquirenti indagano nella cerchia di amici e conoscenti della vittima. Una piantina di fiori gialli all'esterno del capannone dell'orrore è quella portata da alcune amiche di Vincenza Saracino in via Malaviste a Canizzano, a pochi metri dal luogo di ritrovamento del cadavere della donna, tra l'erba alta e i rifiuti di quest'area degradata. Un'ex officina abbandonata da più di 20 anni. Adagiata a terra, la donna era vestita con gli abiti che indossava al momento della scomparsa, martedì pomeriggio. Nelle prossime ore sul corpo della cinquantenne trevigiana, originaria di Molfetta, sarà effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Padova da parte del professor Claudio Terranova. Se non ci sono dubbi sui 2 fendenti al collo e alla mascella, resta da chiarire se Vincenza sia stata trascinata in questo capannone diroccato contro la sua volontà o se avesse un appuntamento. Una pista quest'ultima che gli inquirenti stanno approfondendo sia con l'aiuto delle telecamere disseminate nell'area, sia attraverso la rubrica e la messaggistica del cellulare recuperato tra gli effetti personali nel teatro della mattanza. Rilievi sono in corso anche sulla bicicletta rinvenuta in un cespuglio a ridosso della stradina che porta al capannone a pochi centinaia di metri dall'abitazione della donna. Difficile essere trasportati in pieno giorno in un luogo del genere. In via Malaviste ci sono anche delle ville e delle case a schiera di pregio dotate di videosorveglianza. La strada, per quanto secondaria, è attraversata dalle auto, spesso usata come scorciatoia. La sera del rinvenimento del cadavere nessuno tra i residenti ha riferito di aver sentito rumori o urla nelle precedenti 24 ore. Ha visto l'arrivo dei carabinieri e basta? Sì, mi hanno solo domandato se avevo sentito qualcosa stanotte. E lei ha sentito qualcosa? Niente, da ieri pomeriggio a oggi niente?
Insomma, forse Vincenza è arrivata qui in maniera autonoma e consapevole, trovando quello che poi si è rivelato essere il suo killer. Anche per questo si indaga sulla rete di relazioni della donna, compresi i clienti abitudinari del sexy shop di Preganziol, gestito dal marito e dove lavorava da tanti anni, facendo il tragitto casa-lavoro sempre in sella alla sua bici elettrica e sempre con gli stessi orari e con gli stessi piccoli riti della quotidianità. Il pacchetto di sigarette, il caffè al bar, la spesa lì per Lando, le cui telecamere potrebbero fornire dettagli ulteriori. Magari la donna ha avuto un contatto con il suo carnefice già tra gli scaffali del supermarket, anche solo un saluto o un cenno. Non si esclude che il killer abbia poi seguito Vincenza lungo il percorso tra le campagne che da Preganziol portano verso Canizzano, attraversando l'abitato di 7 comuni. Sullo sfondo quindi potrebbe esserci un movente di natura passionale, uno spasimante non corrisposto, una richiesta di chiarimento, un semplice incontro poi divenuto un incubo. L'autopsia stabilirà se sul corpo della donna ci siano ulteriori segni di violenza meno visibili o di natura sessuale e se la morte sia sopraggiunta per dissanguamento o soffocamento. Di certo una fine atroce ancora avvolta dal mistero. E al setaccio degli inquirenti ci sono anche le telecamere pubbliche del comune di Preganziol. Noi abbiamo ascoltato la sindaca di Preganziol, Elena Stocco. Vincenza era conosciuta, aveva l'attività lavorativa e anche i passaggi effettuati all'interno del territorio, esercizi commerciali, ne facevano appunto una persona conosciuta e quindi è chiaro che la tragicità della notizia ha colpito davvero tutti noi. Sicuramente la nostra comunità è rimasta sconvolta appunto per questa tragica notizia. Sono in corso ovviamente le indagini, per cui auguriamo ovviamente buon lavoro a chi sta curando le indagini e ci auguriamo che venga presto definito il quadro in cui si è consumata questa tragedia. Chiaramente la notizia appunto ci sconvolge appunto perché vittima è una donna, per cui maggiormente ci sentiamo ovviamente coinvolti dalla tragicità di questo evento. Quindi ovviamente un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono state molto attive nelle fasi di ricerca e ci auguriamo davvero che le indagini arrivino presto ad una identificazione dei responsabili. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, grave incidente stradale ieri sera ad Abano Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Terme per uno scontro tra 2 auto, di cui una finita rovesciata. Come vedete da queste immagini, 2 donne sono rimaste ferite. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le 2 auto, mentre le 2 giovani donne rimaste ferite sono state prese in cura dal personale del SUEM per essere trasferite in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 20:30. E un'abitazione è andata in fiamme nella notte a Zugliano, siamo quindi in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino all'alba per domare le fiamme. Zugliano, paura nella notte in via Isonzo per l'improvviso incendio in un'abitazione divampato nella parte interrata dell'immobile. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme coinvolgessero tutto l'edificio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le fiamme hanno interessato la vicina barchessa per poi propagarsi verso il tetto e il sottotetto in legno. Verso le 2 sono arrivati 21 pompieri con 3 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala che hanno salvaguardato il piano terra e il primo piano della casa. Distrutte 2 auto e numerosi elettrodomestici. Ancora al vaglio dei tecnici le cause dell'innesco. Allora vi raccontiamo la storia di una 63enne che in centro a Treviso è stata rapinata, gettata a terra, trascinata per diversi metri. Il ladro è stato arrestato e alle forze dell'ordine ha detto: sto attraversando un periodo difficile. Scippata, gettata a terra e trascinata per alcuni metri in via Giacomelli. La vittima è una donna di 63 anni che stava camminando in centro a Treviso giovedì pomeriggio. Immediata la chiamata al 113. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno rintracciato l'aggressore fuggito verso Borgo Cavour. L'uomo, un 41enne residente a Treviso, è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione in flagranza di reato e che ha consentito di recuperare un centinaio di euro in contanti sottratti dal portafoglio della vittima.
vittima. La borsa della donna e il portafoglio sono stati trovati all'interno del cestino dei rifiuti di un esercizio commerciale poco distante al luogo dove era stato fermato il 41enne. Processato per direttissima, è stato convalidato l'arresto con obbligo di dimora e di presentazione davanti alla polizia giudiziaria, nonché il divieto di uscire dal comune. Laureato a Milano, ha riferito alle forze dell'ordine di stare attraversando un periodo difficile e di aver delle scadenze da ottemperare. Vedendo la signora portare la borsa in modo blando, l'impeto di scipparla nella speranza di trovare qualche soldo per rimpinguare il suo conto. Rubati circa 150 euro. L'uomo, già gravato da piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina impropria. Nelle fasi dello scippo la vittima è rimasta ferita con escoriazione alle ginocchia e ai gomiti. Il 41enne ha riferito alle autorità di volersi scusare con la signora, riservandosi di contattarla per risarcirla. A breve l'uomo avrebbe dovuto firmare il contratto per un nuovo impiego. Era in sella alla sua bicicletta Nicolas Burchiellaro lungo la statale 48 tra Vigo di Fassa e Soraga quando verso le 15 del pomeriggio è uscito di strada facendo un volo di circa 2 metri che gli è costato la vita. È morto dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Santa Chiara di Trento il 17enne originario di Sanguinetto in provincia di Verona che proprio in questo periodo stava svolgendo uno stage presso una struttura alberghiera in Val di Fassa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari che lo hanno portato d'urgenza in ospedale. Non è un caso isolato, quello del giovane Nicolas, risale solo allo scorso 9 maggio, l'incidente mortale sulle strade trentine che ha coinvolto un 16enne, Matteo Lorenzi. E ora parliamo di un altro incidente stradale, questa volta a Conegliano. È stata sfondata la vetrina di un negozio in via Rosselli. L'incidente si è verificato a Conegliano, in via Rosselli, nella tarda serata di giovedì, quando una Volkswagen T-Roc con targa tedesca, guidata da un 61enne, ha terminato la sua corsa contro la vetrina del negozio di impianti elettrici Luigi Peccolo. L'auto proveniva da via Matteotti e invece di svoltare a destra e imboccare il fagiolone, ha proseguito dritto, demolendo in New Jersey alcuni arredi urbani per poi concludere la corsa contro la storica vetrina Peccolo. Sembra che all'origine dell'incidente ci sia un malore del guidatore che ha lamentato forti dolori al petto. L'uomo è stato condotto da un'ambulanza del SUEM 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è stato sottoposto agli esami del caso e tenuto in osservazione tutta la notte fino al rilascio in mattinata. Ad eseguire i rilievi la polizia locale, che ha anche chiuso una parte del rondò per consentire i soccorsi e che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre vetture o pedoni sul marciapiede. Nel frattempo il negozio ha potuto parzialmente riaprire, ma ingenti sono i danni registrati. Il titolare non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni, dicendosi fiducioso sulle indagini che verranno svolte e dei danni che verranno stimati. Abbiamo parlato poco fa di scippi, borseggi a Treviso, una città del Veneto particolarmente sotto attacco di questo genere di criminalità, e Venezia e le forze dell'ordine hanno fatto il punto sulla situazione proprio di fronte a una delle zone più battute dai borseggiatori, la stazione ferroviaria Santa Lucia. A Venezia, nel piazzale di fronte alla stazione Santa Lucia, proprio accanto al chiosco della Polizia di Stato allestito oggi con il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso per fare il punto sulla sicurezza. Signor questore, un arresto eclatante nelle scorse ore che ha visto finalmente acciuffata da parte proprio dei poliziotti della Polizia di Stato una borseggiatrice storica di Venezia. Ci può dire qualcosa di più? Sì, questo è un risultato che testimonia come alla fine anche l'azione repressiva nei confronti dei borseggiatori arriva, e talvolta arriva in modo rilevante dal punto di vista della rilevanza della sanzione, perché in questo caso era un ordine di carcerazione per 10 anni emesso nei confronti di una borseggiatrice che è stata individuata, localizzata e fermata nell'ambito dei numerosi servizi che vengono svolti dalla Questura in collaborazione con la Polizia Ferroviaria, nello specifico da poliziotti del commissariato di San Marco, che è un commissariato fortemente coinvolto, naturalmente coinvolto essendo il commissariato del centro storico presente nella Venezia lagunare nelle azioni di contrasto a questi fenomeni.
Ecco, fenomeni che, diceva lei stesso poco fa, sono raddoppiati in città, a Venezia, così come nell'Interland, con l'afflusso enorme di turisti. Jesolo, il punto anche sui Daspo Willy degli scorsi giorni e sulle baby gang. Beh, intanto che il fenomeno sia raddoppiato, questo non corrisponde a quelle che sono le statistiche. Sicuramente nel periodo estivo, come naturalmente accade, il maggior afflusso turistico determina inevitabilmente una maggiore presenza di questi criminali e determina conseguentemente la necessità di un'azione di contrasto ancora più efficace. E la stessa cosa nella zona del litorale. È chiaro che il litorale nel periodo turistico viene investito da flussi che determinano una totale alterazione delle presenze che stabilmente ci sono in quei territori dal punto di vista delle presenze residenziali. E questo determina la necessità di un incremento dei servizi e di un'azione combinata, anche lì sempre con un'azione repressiva e con un'azione preventiva, utilizzando le misure di prevenzione che sono a disposizione della Questura. A Jesolo, ad esempio, recentemente sono stati emessi 10 provvedimenti in termini di Daspo Willy e in termini di fogli di via obbligatori, provvedimenti che peraltro si giovano delle nuove normative che consentono un'azione ancora più efficace anche nei confronti dei minori, e noi riteniamo che questi siano provvedimenti che insieme a tutto il resto possano portare dei benefici. Infine il chiosco che vediamo alle nostre spalle con anche i volantini, le brochure, ne prendo uno, Polizia di Stato, c'è più sicurezza insieme, questo è il motto per contrastare il fenomeno degli scatolettisti che provengono insomma non soltanto dall'est Europa ma anche sono molti italiani, anche di origine campana e non soltanto. Sì, gli scatolettisti insieme ai borseggiatori sono fenomeni criminali. In realtà gli scatolettisti, che poi sono in realtà dei soggetti che pongono in essere delle truffe, ancora di più, sono dei fenomeni criminali che possono essere evitati dall'attenzione della vittima. Sono dei fenomeni criminali in cui l'attenzione della vittima ha certamente un rilievo ed un'importanza piuttosto significativa, e questa campagna, che si avvale appunto di questa brochure pubblicata grazie anche al contributo di Grafica Veneta, una società di Trebasele che ci ha aiutato nella pubblicazione di questa brochure, e si ripromette proprio di ottenere questo obiettivo, peraltro con una metodologia innovativa. C'è all'interno un link che consente di collegarsi con la nostra pagina Facebook e di verificare appunto nel filmato qual è la metodologia utilizzata per truffare la vittima. Sostanzialmente si tratta di un filmato che, rallentando l'azione, consente proprio di vedere gli escamotage che vengono utilizzati per porre la vittima nelle condizioni della costante sconfitta. Grazie signor Questore di Venezia, dottor Gaetano Bonaccorso. Grazie a voi. Grazie. E noi ora torniamo ad occuparci del caso di caporalato che si è verificato a Ponte di Piave, in provincia di Treviso, dove una cinquantina di cittadini indiani vivevano in una condizione di schiavismo, obbligati a vendemmiare, a raccogliere radicchio, ammassati poi la notte in un'abitazione dentro la quale venivano chiusi a chiave con tanto di sbarre alle finestre. I turni di lavoro cominciavano alle 5 di mattina e terminavano alle 10 di sera. Noi siamo tornati nella casa in cui vivevano queste persone. Lucio Zanato ci è andato per capire se qualcuno si fosse accorto di qualche cosa. Signora, ma non si era mai accorto di tutta questa gente? No, sinceramente no. Sentivo vedevo delle persone, ma non mi immaginavo proprio che ci fossero tante persone così. Però che ci fosse una situazione un po' difficile, l'aveva notata con quello col turbante, con la macchina. Quello col turbante sì, era il capo di tutti quanti, però è sparito, è già parecchio che è sparito sto signore.
La testimonianza arriva dal locale vicino alla Casa degli Schiavi. Siamo in via San Romano Negrisia. Lungo la strada principale fino a 50 persone vivevano in questi locali oggi chiusi e abbandonati, come le vetture utilizzate dai gregari del caporale per portare gli indiani sui campi o a raccogliere il radicchio o a vendemmiare per pochi euro che comunque non incassavano, dovendo pagare il debito per essere stati ingaggiati dal capo, per il poco mangiare che gli forniva, per l'affitto di giacigli indegni di una società civile. Una condizione scoperta dalla CGIL del Veneto, che ha presentato un esposto in procura a Treviso chiedendo venga fatta luce non solo sul caporale e i suoi gregari, ma sull'intera rete di società fittizie collegate con l'India e finalizzate a quella che molti definiscono una vera e propria tratta di braccianti schiavizzati. Una richiesta condivisa dai rappresentanti degli agricoltori. Una situazione assolutamente vergognosa a cui deve essere posto rimedio il prima possibile. Chiediamo alla magistratura di fare la massima chiarezza sulla questione e siamo i primi a non difendere assolutamente questo tipo di attività che mettono discredito a tutta la categoria del mondo agricolo, in modo tale che chi lavora in modo onesto, in modo corretto, dando il giusto contributo a chi lavora, venga poi valorizzato. Ecco, però molti dicono gli agricoltori non potevano non sapere. Può essere che gli agricoltori non conoscessero certe cose, sono consapevole. Ovviamente quando i lavoratori vengono pagati troppo poco deve scattare il campanello d'allarme e quindi ritenere queste attività non lecite. Per questo dalla CIA di Treviso la proposta di un albo che certifichi le imprese, in modo tale che noi sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo e in questo albo poi che siano inseriti anche tutti i lavoratori, in modo tale che chi viene qua può essere registrato e l'agricoltore, l'imprenditore agricolo che necessiti questi servizi, verificando su questo albo chi sono le persone, sa chi viene in azienda e sa se sono in regola o meno con i permessi di soggiorno. Più controlli quindi, mettendo in rete i dati, perché non sempre emerge l'illegalità, come per la casa di Negrisia, dove questa macchina abbandonata ricorda ancora gli schiavi dei campi. Sono venuti comunque i vigili a controllare 2 volte se era assicurata. 2 volte. E ora parliamo dei musulmani, di un'associazione che sono stati sfrattati dal locale che occupavano in via Piave a Mestre, i quali annunciano che non è finita qui. Faremo appello al Consiglio di Stato e crediamo fermamente che questa sentenza sarà annullata. I musulmani dell'associazione Ittihad non ci stanno e contro lo sfratto per motivi di sicurezza del TAR dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano ricorso. Lo fanno all'ombra dei grossi rami degli alberi del Parco Piraghetto, sempre a Mestre, per la preghiera del Jum'at, cioè del Venerdì Santo, l'equivalente della Domenica Cristiana. Sentenza questa del TAR che innalza muri, così nel corso della preghiera odierna. Una sentenza che ha profondamente ferito i cittadini musulmani, la società civile e tutti coloro che credono nella libertà religiosa. Riteniamo che questa sentenza sia politicamente influenzata e dimostri un atteggiamento anti-islamico. Sotto lo sguardo attento e vigile delle forze dell'ordine, poco distanti, almeno 1 migliaio di musulmani mestrini veneziani ritrovatisi al Piraghetto. Lo faranno ogni venerdì dalle 13 circa, in attesa di ricevere una risposta dal Consiglio di Stato, attesa, visti i tempi della giustizia, per la quale sarà da pazientare e non poco. Ci fermiamo ancora un istante, ci rivediamo tra pochissimo per parlare di un quartiere di Vicenza invaso dai topi. Nuovamente in diretta con Focus TG andiamo al quartiere San Pio X di Vicenza, un quartiere invaso dai topi, secondo le segnalazioni di diversi residenti. Allarme topi nel quartiere San Pio X, aumentano le segnalazioni dei cittadini. Oggi alcune mamme hanno documentato la presenza di roditori all'interno delle piscine comunali. Ho visto e io ho fatto il video a questi topi dentro la piscina, che non si trova solo ed esclusivamente all'interno della piscina, ma in tutto il quartiere. E mi sono allarmata. Ovviamente la piscina è gestita per i centri estivi.
quindi i bambini vengono qua e sono preoccupata, sono nonna, sono preoccupata, ma non solo per i bambini, anche per noi del quartiere. Non è che capita tutti i giorni vedere dei topi in piscina e cosa, anzi è una cosa che a dire la verità qua a San Pio X non avevo mai visto prima. Quanti erano? Quanto erano grossi? Beh, erano grandi così, topolini. L'allerta per questa presenza inquietante ha indotto alcuni genitori a non mandare i propri figli ai centri estivi organizzati qui. Certo, non sono venuti molti bambini, i ragazzi oggi, ma anche mio figlio non voleva venire per questo, quindi per protezione dei nostri ragazzi, dei bambini, dei centri estivi, di tutto, bisogna fare qualcosa, insomma, una soluzione, anche perché di notte cosa fanno? Vanno in acqua e dopo fanno anche i bisogni, portano malattie. Sì, è preoccupante, e a me fortunatamente non è capitato, però credo che se delle mamme hanno foto e video forse è il caso di approfondire da parte dell'amministrazione. I responsabili della gestione dell'impianto assicurano di aver effettuato la regolare disinfestazione, che andrà comunque rinforzata. La situazione è sotto controllo, abbiamo agito tempestivamente e adesso monitoreremo costantemente e garantiremo anche un'igiene ancora ulteriormente potenziata in modo da evitare anche qualsiasi tipo di rischio per i bambini. Sì, insomma, questa paura, insomma, secondo lei ingiustificata di questi genitori? È ovvio che come si sente al topo tutti corrono perché fa una certa impressione, però purtroppo c'è la campagna qui, io penso che siano topi di campagna che si avvicinano. Mi è stato segnalato che in tutto il quartiere di San Pio X da qualche mese a questa parte c'è proprio una vera invasione di topi e pantegane, quindi la cosa è stata già segnalata al sindaco. Io ho richiesto che venga fatta un'azione di pulizia profonda, perché il problema è anche proprio la pulizia del quartiere di per sé, quindi adesso aspettiamo delle risposte perché la situazione comunque è grave anche a livello igienico-sanitario. A Venezia c'è un complesso edilizio di 2000 metri quadri che è stato, una volta erano case popolari, è stato interamente acquistato da un'immobiliare romana che lo intende trasformare in un bed and breakfast. Non è un fatto isolato a Venezia, dove queste cose sono all'ordine del giorno, però qui in questo particolare caso c'è un'inquilina che non intende abbandonare l'appartamento, è l'ultima rimasta. Stamattina siamo arrivati alle 7 e la forza pubblica era pronta a eseguire lo sfratto dell'immobile e grazie alla presenza di diverse persone dell'Assemblea Sociale per la Casa lo sfratto è stato evitato. Della serie l'unione fa la forza. Un mese fa, inizio giugno, il primo tentativo di sfratto nei confronti dell'ultima inquilina veneziana di 40 anni rimasta di questo palazzo di Dorsoduro di complessivi 2000 metri quadri a Venezia. In mattinata evitato il secondo tentativo di sfratto, quello esecutivo, grazie alla forza, sostegno e tenacia dei ragazzi dell'ASC, Assemblea Sociale per la Casa di Venezia. In 20 a perorare la causa della quarantenne che da tempo si oppone a lasciare casa di una vita perché diventi una nuova, l'ennesima, locazione turistica della città. È seguita poi una lunga trattativa con la proprietà e l'ufficiale giudiziario che ha avuto come risultato l'ottenimento di un rinvio al 31 luglio dello sfratto dell'appartamento e un accordo che prevede 3 settimane per la persona all'interno di una struttura ricettiva e una buona uscita. L'inquilina, nonostante il risarcimento con benefit ricevuto, ha detto che si riserva di dare risposta alla holding. Allora parliamo dei comuni montani che hanno più di 10 milioni di abitanti, parliamo a livello nazionale, più di metà della superficie del nostro paese e rappresentano una realtà importante anche in Veneto. Se ne è parlato a Tonezza del Cimone. Credo che da questi incontri possa nascere qualcosa di davvero virtuoso per dei territori che sono straordinari da un punto di vista naturalistico e che manifestano dei problemi da un punto di vista dei servizi. Credo che con poco e con tanta buona volontà si possono ottenere dei risultati davvero importanti. La battaglia della montagna, aggiunge Conte, diventerà la battaglia di tutti i comuni del Veneto. L'evento dedicato ai comuni montani e promosso dall'ANCI regionale ha fatto il paio con quello riservato ai comuni litoranei e di lago tenutosi il 28 giugno a Cavallino Treporti. Gli amministratori però lamentano una disparità nella normativa. Oggi i comuni di montagna, piccoli comuni, soggiacciono alle stesse regole previste per i grandi comuni di pianura.
non può funzionare così, noi abbiamo bisogno che le regole si adattino ai territori e siano assolutamente pratica la gestione delle cose. Un comune strutturato può gestire i problemi attraverso tanti passaggi burocratici, un comune in cui magari ci sono 4-5 dipendenti deve poter avere delle procedure sempre rispettose della legge ma snelle che permettano di risolvere i problemi. Si è parlato del ruolo delle unioni e delle comunità montane, del fenomeno sempre più presente dello spopolamento delle aree interne che colpisce anche le piante organiche dei comuni sempre più sguarnite. Adesso bisogna agire, c'è una legge sulla montagna, però credo che nello specifico anche gli stati generali di oggi sono molto utili perché si sta arrivando alla conclusione di un percorso legislativo che forse può integrare alcuni contenuti anche alla luce di esperienze molto concrete. Ricordiamoci che gli amministratori sono concreti e vivono sulla loro pelle il fatto di dover dare dei servizi ai cittadini. Il governo si sta impegnando a mettere 200 milioni all'anno a sostegno dei comuni montani, un passo per aiutarli. Sempre possiamo fare di più e chi come me ha a cuore questi territori non è mai pienamente soddisfatto, però concretamente io ringrazio il Ministro Calderoli per aver portato alla discussione di questa legge ad inizio legislatura. Troppe volte le abbiamo viste fare come propaganda alle fine della legislatura e questa volta abbiamo tutto il tempo per votarla, per vederla applicata, ma soprattutto per lavorarci, per metterci dentro tutte le istanze che come oggi nascono dai territori. E dai comuni montani ci spostiamo ai Colli Euganei perché è arrivato il sì dell'UNESCO all'iscrizione a patrimonio della biosfera. This is Colli Euganei Biosphere Reserve in Italia. Pouvons-nous approuver cette nouvelle désignation? Il Parco Colli Euganei è stato riconosciuto riserva mondiale MAB UNESCO. La decisione, salutata da un lungo applauso, è stata presa all'unanimità dai delegati dei 35 Stati membri del Consiglio intergovernativo in rappresentanza degli oltre 180 Stati parte del programma MAB dell'UNESCO. Il verdetto ad Agadir in Marocco, dove era presente l'assessore regionale Cristiano Corazzari e il presidente dell'ente Parco Colli Alessandro Frizzarin. The long journey began back in 1971. Il lungo viaggio verso questo riconoscimento è iniziato tanto tempo fa, nel 1971, con la legge che ha istituito il Parco Colli, ha detto Frizzarin emozionato. La rete delle riserve mondiali MAB UNESCO si compone di 748 siti in tutto il mondo, di cui 20 in Italia, luoghi vivi e unici in cui è possibile assicurare uno sviluppo ecocompatibile e un ambiente vivibile tutelandolo dall'urbanizzazione. Il Parco Colli è un territorio fragile messo a dura prova anche dai cambiamenti climatici. La festa nei 15 comuni padovani, mentre ad Agadir arrivava l'annuncio. Un territorio che ricordiamo ha delle eccellenze enormi, come dicevi, dall'enogastronomia, ricordiamo i vini, ricordiamo il discorso ad esempio delle alte peculiarità, per cui ad esempio l'olio di oliva, per cui i prodotti enogastronomici locali, ricordiamo il discorso delle sensorialità legate alle trattorie, agli agriturismi che sono presenti nel territorio, veramente un percorso di eccellenza. Abbiamo dal punto di vista attrattivo una serie di viabilità, piste ciclabili, dei percorsi che veramente le persone apprezzano e vivono quotidianamente all'interno del nostro territorio. Vi dico solo che dal post-Covid noi praticamente abbiamo triplicato le presenze in questo territorio. La riserva MAB UNESCO dei Colli Euganei è il più grande bacino termale d'Europa con una superficie di 23 km². Per i colli si aprono ora nuovi scenari pronti ad un progetto di promozione e sviluppo del territorio. È un grande riconoscimento per un territorio, un'area, 15 comuni che ci hanno creduto in questo percorso, in questo progetto per avere un marchio che ha una visibilità a livello universale, a livello internazionale, un marchio di protezione, un marchio di tutela, ma soprattutto un marchio che identifica una comunità, un territorio anche sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, ma anche un marchio che rappresenterà un volano per il turismo a livello mondiale. Con il risultato di oggi il Veneto arriva a 18 riconoscimenti UNESCO, conquistando il record nazionale. 9 siti patrimonio materiale, da Venezia a Verona, da Vicenza a Padova, dalle Dolomiti a Conegliano e Valdobbiadene. 5 patrimoni immateriali, l'arte delle perle di vetro, il toccatì, la transumanza, muretti a secco e l'opera lirica. E 4 riserve MAB, il Po Grande, il Delta del Po, il Monte Grappa ed ora i Colli Euganei.
Ed ora andiamo in chiusura di questa edizione di Focus TG da un nostro affezionato telespettatore, il signor Dino Colletto, di 90 anni, una grossa passione per l'orto e una sorpresa per quello che riguarda la coltivazione dei pomodori. Le patate, il basilico, ma soprattutto i pomodori sono le piante preferite dal signor Dino Colletto. Le coltiva da quando aveva 10 anni. Ad aprile ne ha piantate una decina in giardino, varietà cuore di bue, ma con una sorpresa nelle dimensioni e soprattutto nella quantità. Non so come chili, ma come quantità 300-400 pomodoro, in media 30 ogni pianta. Alcuni pomodori sono tanto grossi da aver bisogno di sostegno. È che ho fatto un impianto forte perché porta il peso, ma se no, se metti là una bacchettina, là sarebbe girato giù tutto. Il nutrimento per le piante è tutto al naturale. Letame, roba, l'umido, invece di pagare l'umido per portarlo, che vengono a caricarlo, portarlo via, io lo sepolco qua e con quello un po' di foglie, fogliame, dei siepi, faccio tutto un mix e con quello chimica, ma no, sono contrario alla chimica. E poi c'è un sistema ingegnoso anche per l'acqua, fondamentale per dare sostanza e gusto ai frutti. L'acqua dalla grondaia della casa ho fatto un impianto, la faccio andare sulla vasca e da là raccolgo l'acqua e quella piovana è sempre la migliore, insomma, di quella del rubinetto, insomma, dell'acquedotto. Anche non costa niente. Anche la varietà a grappolo sta dando frutti abbondanti che saranno maturi entro pochi giorni. La produzione è destinata principalmente alle 2 figlie e per Dino, fedele spettatore dei telegiornali di Media Nord-Est, l'orgoglio è riuscire a fare tutto in autonomia. Roba fatta in casa, insomma, no? Nel senso senza... E anche hanno sapore questi pomodori qua, perché anche quei precoci, là, quei piccolini, là hanno un sapore non come quelli che compri che sanno solo che è l'acqua. E allora complimenti al signor Colletto, col quale si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano e a seguire quello di Vicenza. Buona giornata.